Ho appena visto che il Friuli sta procedendo e ho infatti fatto i complimenti perché loro sono riusciti a portare a termine questo programma. Friuli è stato certamente coraggioso e penso che anche il Veneto possa fare questo passo. Il Friuli Venezia Giulia fa scuola e primo tra tutti fa seguito alla proposta che tiene banco da anni ormai peraltro di inserire il dialetto nelle scuole. Il primo cittadino trevigiano parla di coraggio, ma ci tiene a precisare. Quando le cose ti vengono imposte diventano un po' antipatiche. Io credo che abbiamo gli strumenti, le condizioni, le realtà, le associazioni, gli spazi per poter accompagnare coloro che vogliono conoscere la lingua veneta e la storia del Veneto in modo spontaneo. Decisamente più entusiasta l'assessore alla scuola Nizzetto in quota Indipendenza Veneta, che ha frequentato un corso di Veneto presso il comune di Quinto insieme ad altri 30 iscritti. L'ho fatto anch'io nel mio piccolo, però ho sempre proposto progetti e alla fine poi le scuole li accettano, ma li accettano nel senso di buon grado perché hanno visto che poi sono veramente propositivi e creano anche maggiore integrazione con anche chi viene da fuori, che apprezzano molto il fatto di conoscere proprio le radici di questo territorio. Quindi sta nella volontà solo di portare avanti questa che è una battaglia a volte contro mulini a vento, ma che partono da dei preconcetti probabilmente. Lingua prestigiosa che va coltivata perché parte del patrimonio culturale di un paese. Chi non vuole ammetterlo, dice Nizzetto, non conosce il valore di questa lingua. È comunque bilinguismo, sappiamo tutti il valore che ha il bilinguismo e quindi anche questo aiuta tra l'altro a livello proprio, voglio dire, mentale e di freschezza. Quindi assolutamente secondo me ci starebbe benissimo. Da che età partirebbe? Ma io partirei sicuramente anche dalle elementari senza ombra di dubbio.